Sigilli e beni di un esponente della STID fatto condannare da Livatino. Imprenditori denunciano estorsioni, tentano di rapire 2 bambini. In fiamme chiosco Baraonda, sequestrate cartucce e munizioni in un magazzino. Mentre la maggiore delle Pelagie ambisce a diventare Covid-free, resta in zona rossa e sprofonda nell'emergenza sbarchi. La Sicilia è destinata a diventare zona gialla dalla prossima settimana, ma gli ultimi dati registrano un aumento di positivi. La regione ieri è stata seconda in Italia per numero di contagi. Di professione bancario e scrittore per hobby esce il libro di Marco Schembri, 10 giorni. Bentrovati gentili telespettatori al nostro appuntamento con l'informazione. Sigilli e i beni di un esponente della STID che era stato fatto condannare da Rosario Livatino, immobili e conti correnti per 400.000 euro sequestrati dalla divisione polizia anticrimine ai fratelli Antonio e Giuseppe Maira di 65 e 71 anni di Canicattì. Il nostro direttore Arturo Cantella. Personale della divisione della Polizia Anticrimine della sezione Misure e Prevenzioni Patrimoniali della Questura di Agrigento ha dato esecuzione a sequestri patrimoniali nei confronti dei fratelli Maira, Antonio e Giuseppe di Canicattì, rispettivamente di anni 71 e 65. Il valore dei beni sequestrati ammonta a circa 400.000 euro, tra immobili situati a Canicattì, Caltanissetta, a depositi bancari intestati a loro e ai familiari. Dei 2 fratelli Maira, Antonio è stato il personaggio di primo piano nel panorama delinquenziale della provincia di Agrigento, in quanto militante già negli anni '80 nel clan STID, per conto del quale si macchiò di gravi reati subendo diverse condanne, tra cui quella più pesante inflittagli con la pubblica accusa sostenuta dall'allora giovane magistrato Rosario Livatino, vittima della violenza mafiosa, proclamato beato la scorsa domenica. A dire dei vari collaboratori di giustizia, il giudice Livatino fu ucciso proprio perché aveva inflitto forti condanne agli affiliati della STID, tra cui appunto figurava Antonio Maira. Infatti, per i suddetti reati, il traffico di droga in contesto associativo ed armi, il predetto fu condannato dal Tribunale di Agrigento nel 1986 alla pena della reclusione di anni 22 e 6 mesi, ridotta poi in appello ad anni 17 e 6 mesi di reclusione. Fu quello che prese la condanna più elevata, che scontò fino all'anno 2004. Intanto c'è da dire che questo sequestro è l'esito di una brillante attività condotta negli anni 2018 e 2019 dalla squadra mobile insieme alla compagnia carabinieri di Canicattì, che ha condotto ai provvedimenti di fermo di indiziato di delitto dei fratelli Maira Antonio e Giuseppe Canicattinesi. L'indagine ha ricostruito tutti i loro flussi finanziari, andando a scavare su tutte quante le entrate e le uscite dei loro patrimoni, ha condotto al sequestro di 19 conti correnti bancari, rapporti bancari, 5 immobili come appartamenti e 3 magazzini, quindi in tutto 8 immobili. Quindi un patrimonio complessivo di circa 400.000 euro più circa 15.000 euro di liquidità trovata sui detti rapporti di conto. Noi vogliamo dedicare questa operazione al giudice Livatino. In questa settimana ricorre appunto la sua beatificazione occorsa la scorsa domenica, perché il giudice Livatino fu colui il quale fece condannare il Maira Antonio e tutta la sua cellula criminale con cui operava in territorio di Canicattì per conto del gruppo della STID, del clan STID contrapposto a Cosa Nostra, e fu colui che fece prendere pesantissime condanne, 22 anni e 6 mesi all'epoca, poi riformulata leggermente in appello al Maira Antonio. Fu quello che prese la condanna più importante, più pesante, e come poi conclamato nella sentenza letto croce più 77 e in appello, fu proprio queste condanne rivolte che fece il giudice Livatino prendere contro il paracco più operativo che all'epoca era, che è questo di Canicattì, che si occupava di traffico di droga e di rapine. Come ritorsione appunto alla sua opera incisiva fu decretata la sua uccisione da parte dei responsabili del clan della Cosca, che poi avvenne negli anni 1990. Quindi possiamo dire c'è senz'altro un nesso di causalità in tutto ciò, e per questo noi, la persona colpita è Maira Antonio, che fu uno
Stidaro ante litteram e fu in qualche maniera collegato alla situazione che riguardò il giudice Livatino, e noi vogliamo dedicargli questa operazione che per noi appunto ha un forte, elevatissimo valore simbolico. Qual è stata la difficoltà, considerando che sono trascorsi oltre 20 anni? La difficoltà è quella di una ricostruzione meticolosa, passo per passo, movimento per movimento, di ogni singolo cespite, di ogni singolo capitale che transita attraverso gli istituti bancari o gli istituti postali. Soltanto questa ricostruzione così meticolosa, così attenta e collegata ci può portare a un risultato di questo tipo. Ribadisco, come poc'anzi accennavamo, al fatto dell'importanza delle indagini patrimoniali che devono trovare sempre maggiore sviluppo ed accompagnarsi proprio alle indagini investigative di polizia giudiziaria. Quindi assieme alla repressione giudiziaria, alla persecuzione dei soggetti che ne sono responsabili, anche il recupero delle ricchezze legittimamente costituite. 2 bambini di Agrigento denunciano tentativo di rapimento. Sarebbero stati avvicinati da 2 uomini con il volto travisato a bordo di un'auto bianca. Li avrebbero invitati a salire. È successo a Monserrato e racconto che 2 bambini di 11 e 12 anni hanno fatto i genitori, che hanno chiamato immediatamente il centralino delle forze dell'ordine. I bambini hanno raccontato di essere scappati immediatamente verso la zona del panificio in preda al panico. La vicenda è ancora poco chiara e sono in corso accertamenti. Imprenditori denunciano estorsioni. Arrestato 45enne di Licata, era ai domiciliari ma evadeva andando a estorcere denaro. Arturo Cantella. Conferenza stampa stamani dei carabinieri del nucleo operativo radiomobile di Licata, che hanno arrestato un uomo di 45 anni dalle iniziali OC, il quale, ritrovandosi agli arresti domiciliari, evadeva andando a estorcere denaro a degli imprenditori titolari di rivendite di macchine. L'inchiesta, coordinata dal pubblico ministero Cecilia Bavarelli, il GIP Stefano Zammuto, ne ha disposto la misura cautelare nel carcere di Gela. L'uomo si rivolgeva a dei rivenditori di auto minacciandoli e ostentando una parentela con la famiglia mafiosa di Licata. L'indagine, difficile e complessa, ha permesso agli imprenditori di trovare il coraggio di denunciare le richieste estorsive e di acquisire numerosi riscontri che hanno rilevato come l'odierno arrestato fosse animato da un fine di ingiusto profitto. Non si escludono ulteriori indagini per disvelare altri episodi estorsivi. Estorsione conclamata in più episodi ai danni di alcuni rivenditori di auto del posto da parte di un soggetto che si trovava agli arresti domiciliari e che quindi sostanzialmente usciva liberamente per andare a compiere questi atti estorsivi con delle richieste di denaro e di ingiusto profitto che chiaramente creavano un clima di terrore per tutti i soggetti coinvolti, che chiaramente temevano delle ripercussioni da parte di un soggetto che peraltro ostentava una parentela con la locale famiglia mafiosa e quindi ingenerando un forte clima di terrore e di allarme sociale. L'arresto di oggi è importante anche perché in questa realtà come quella licatese, dove c'è sempre bisogno della vigile attenzione da parte nostra per assicurare l'ordine e il controllo da parte dei soggetti. Questa attività è importante perché per la prima volta abbiamo visto la collaborazione degli imprenditori che, avvicinati da noi carabinieri, hanno avuto il coraggio di denunciare le pretese estorsive, permettendoci di ottenere quei riscontri all'attività investigativa e che hanno permesso alla Procura della Repubblica, nella persona della dottoressa Cecilia Baravelli, di richiedere l'emissione di questa misura cautelare che abbiamo eseguito e di cui sinceramente siamo soddisfatti anche per una risposta che possiamo dare alla cittadinanza di Licata dicendo che possiamo aiutarvi. Era agli arresti domiciliari a casa sua, ma usciva serenamente, chiaramente quando non era controllato, perché chiaramente c'erano i controlli che vengono fatti. Dopo che venivano fatti i controlli usciva e andava a fare le sue pretese estorsive
che chiaramente venivano registrate anche attraverso telecamere di videosorveglianza, e quindi abbiamo avuto modo di anche cristallizzare le varie richieste e anche in un caso la dazione del denaro. Un grosso incendio è divampato ancora una volta, la terza in meno di un mese, nel chiosco Baraonda di San Leone ad Agrigento. La struttura lungo Viale delle Dune è ormai chiusa al pubblico da qualche anno, ancora incerte le cause del rogo. Sul posto 2 squadre dei Vigili del Fuoco e le forze dell'ordine. Tra il 20 e il 25 aprile scorso le fiamme avevano interessato lo stabilimento balneare. Il primo episodio era stato subito circoscritto e i danni erano stati limitati, mentre il secondo era stato più corposo. Adesso il terzo in pochi giorni. L'incendio sembra essere stato molto più violento. Blitz da parte dei poliziotti del commissariato di Canicattì. Gli agenti hanno fatto irruzione in un magazzino nel quartiere di Borgalino a Canicattì. Dopo una perquisizione hanno ritrovato e poi sequestrato 115 cartucce di vario calibro e migliaia di parti di munizione pronte per l'assemblaggio. Nel magazzino gli agenti hanno anche ritrovato un'imbarcazione in vetroresina e attrezzatura per la navigazione e per la pesca e 2 carrelli per il trasporto di imbarcazioni risultate di proprietà di un 22enne con precedenti penali. La persona in questione è stata denunciata per detenzione illegale di munizioni. Sono stati anche segnalati alla procura i titolari dell'immobile. Pesca nel Mediterraneo. Le flotte siciliane sono oggetto di continue aggressioni da parte delle autorità libiche, addirittura con colpi di arma da fuoco e sassaiole. Una delegazione di pescatori di Mazara del Vallo incontra il presidente dell'ARS Gianfranco Miccichè e l'assessore regionale alla pesca Toni Scilla. C'è il servizio. Alla presenza dell'assessore alla pesca Toni Scilla è stata ricevuta a Palazzo Reale dal presidente dell'ARS Gianfranco Miccichè una delegazione di pescatori di Mazara del Vallo, tra cui Luciano Giacalone, armatore del Pescareccio, Michele Giacalone, oggetto di sassaiole e speronato da alcune imbarcazioni turche, e da Giuseppe Giacalone, comandante del Pescareccio Aliseo, rimasto ferito nei giorni scorsi dopo l'aggressione con colpi di arma da fuoco da parte dei libici. Per l'ennesima volta, ha affermato Miccichè, siamo costretti a discutere del problema della pesca nel Mediterraneo, di cui sono vittime le flotte siciliane, fatte oggetto di continue aggressioni da parte delle autorità libiche, addirittura con colpi di arma da fuoco e sassaiole. La situazione non è più sostenibile, siccome entro il prossimo mese di luglio l'Italia dovrà rinnovare la missione con la Libia, nella quale il nostro paese dovrebbe dargli qualcosa come 6 milioni di euro. Nessuno si permetta, concluse il presidente dell'ARS, di firmare accordi con la Libia se prima non si risolve definitivamente il problema dei nostri pescatori. Ma facciamo un passo indietro. Il Pescareccio Michele Giacalone è partito da Mazara del Vallo e giunto a ovest di Cipro. È stato bersagliato da pietre lanciate da almeno 10 piccole imbarcazioni turche. Lo ha detto all'AGI l'armatore Luciano Giacalone. Il Pescareccio si trovava in quell'area in acque internazionali, ha proseguito l'armatore, dopo che il 3 maggio scorso aveva subito un tentativo di abbordaggio da parte dei libici. Il tentativo di abbordaggio era avvenuto a circa 40 miglia di Bengasi e aveva preso di mira il Michele Giacalone insieme con altri 8 pescarecci. Tra questi ultimi vi era l'Aliseo. Secondo il racconto del comandante, i libici hanno prima sparato colpi in aria, poi uno di loro era salito a bordo del Michele Giacalone. Al sopraggiungere della fregata italiana Alpino, il miliziano ha lasciato il pescareccio e il tentativo di abbordaggio si è concluso. L'Unione Europea ci dica una volta e per tutte dove dobbiamo andare a pescare, siamo rovinati, dice Luciano Giacalone. Un grido di allarme viene però anche lanciato da Agripesca Sicilia. I colpi sparati da una motovedetta militare libica che hanno ferito il comandante Giuseppe Giacalone non solo sono inaccettabili, ma pongono ulteriormente il focus sulla impossibilità di una stasi che non si sa quali conseguenze drammatiche può ancora generare. Agripesca Sicilia chiede alla comunità europea una maggiore chiarezza, presenza e decisione su uno specchio d'acqua ormai più simile
ad un campo di battaglia. Ad intervenire sulla vicenda anche il sindacato del settore ittico della Confsal Pesca, con Bruno Mariani, che afferma: evidentemente non si è ancora capito fino in fondo il pericolo che corrono i pescherecci italiani. Facendoci portavoce dai nostri pescatori, chiediamo alle massime autorità pubbliche garanzie immediate, se già negli ultimi anni l'attività di pesca nel Mediterraneo, a discapito del comparto del suo indotto, si è ridotta sensibilmente. Non possiamo cedere agli attacchi di altre nazioni, assicurare la sicurezza dei pescatori italiani e porre fine al Far West, che ha causato aggressioni, ferimenti e sequestri, portando al dimezzamento della flotta siciliana di Mazara del Vallo nel giro di 10 giorni. Ad affermarlo è la Coldiretti Impresa Pesca, in riferimento al lancio di pietre ed altri oggetti contro il peschereccio mazzarese, una situazione, denuncia Coldiretti Impresa Pesca, che continua a mettere in pericolo la vita dei pescatori italiani che operano in quell'area del Mediterraneo, con la conseguente riduzione dell'attività di pesca, che apre tra l'altro la strada a un aumento delle importazioni dall'estero, oltre alla sicurezza della flotta tricolore. Secondo Coldiretti, ancora c'è un gravissimo danno per l'attività economica dell'intera marineria italiana, aggravando una situazione che negli ultimi 35 anni ha già visto scomparire quasi il 40% delle imbarcazioni. Lampedusa è sospesa tra l'ondata di migranti e il sogno Covid-free. La maggiore delle Pelagie è ancora zona rossa ed una parte dell'opinione pubblica sottolinea che la colpa è tutta dei migranti. Lello Casesa. Il vento che ha soffiato ieri pomeriggio ha impedito l'attracco della nave Quarantena Allegra a Lampedusa per il trasbordo di migranti, mentre un altro gruppo di circa 17 è stato salvato al largo dell'isola dalla guardia costiera in direzione del porto. Una situazione davvero difficile che è nuovamente esplosa per il mare calmo e la temperatura mite nella più grande delle isole Pelagie, mentre pian piano si svolgono le operazioni per svuotare l'hotspot di Contrada Imbriacola al collasso con oltre 1500 migranti. Anche il governatore Musumeci è intervenuto invocando l'intervento del governo Draghi e dell'Unione Europea, che hanno lasciato sola la Sicilia e l'isola di Lampedusa. Non è con la buona volontà che si risolve il dramma umano dei migranti nel Mediterraneo. Tutti sanno che nelle prossime settimane moriranno altri innocenti, quasi sempre donne e bambini, nel loro disperato viaggio verso le coste siciliane, ma nessuno muove un dito né a Roma né a Bruxelles. E Leoluca Orlando, presidente dell'ANCI Sicilia, ha lanciato la proposta di un servizio civile europeo in collaborazione con le ONG per soccorrere e salvare in mare la vita dei migranti. Mentre la politica in Italia si attarda in polemiche e prese di posizione sulla mobilità urbana internazionale, si sta consumando nel Mediterraneo una strage di migranti naufraghi. L'Unione Europea, attenta in questo tempo e finalmente ai diritti, a partire dal diritto alla salute, non può girarsi dall'altra parte, dichiara Orlando, lasciando alle divisioni politiche in Italia di consentire la morte e le sofferenze di migliaia di persone. Si attivi subito un sistema di salvataggio. Da Lampedusa ieri 200 migranti sono stati trasferiti con il traghetto di linea Sansovino diretto a Porto Empedocle, mentre in sovraccarico l'hotspot di Lampedusa ha lasciato sulla banchina almeno 200 persone. La priorità di ingresso all'hotspot, spiegano dalla prefettura di Agrigento, è stata data ai soggetti vulnerabili, alle donne e ai bambini. Montata anche una tenda ieri pomeriggio sul molo Favarolo per riparare dal sole e dall'umidità i migranti. Tutto questo accade mentre un'altra tragedia avvenuta ieri nel mare Mediterraneo, con l'annegamento di 5 persone, tra cui un bimbo, intercettati al largo dalla guardia costiera libica. La Sicilia è destinata a diventare zona gialla dalla prossima settimana, ma gli ultimi dati fanno registrare un aumento dei dati, con la regione che ieri è stata seconda in Italia per numero di contagi giornalieri. Le aziende sono al collasso, 40.000 rischiano la chiusura. Vediamo. La Sicilia dunque spera nel giallo e lo intravede già all'orizzonte, nonostante il lieve aumento dei contagi e l'irrefrenabile corsa di una pandemia che, a dirla tutta, fatica a retrocedere. Il giallo però ci sarà a partire dal prossimo 16 maggio, per effetto anche della revisione dei 2 indicatori principali con i quali finora il governo ha assegnato i colori: l'R-conto ospedaliero e l'incidenza dei casi di infezione da Covid-19. Il nuovo modello sarà esaminato domani nell'incontro tra
tra governo e regioni, dopo le valutazioni fatte dall'Istituto Superiore della Sanità e dai tecnici delle regioni stesse. Il passaggio in zona ad alto rischio avverrebbe se il livello di occupazione di area medica ospedaliera e area intensiva arrivasse rispettivamente al 30% e al 20%, ora al 40% ed al 30%. Tra le fasce di incidenza, quella a maggior rischio sarebbe fissata a partire da 150 casi su 100.000 persone. Nell'isola il bollettino quotidiano indica 894 nuovi positivi al Covid su 27.362 tamponi processati, con una incidenza del 3,3%, in leggero dunque aumento rispetto a ieri. La regione seconda per numero di contagi giornalieri dietro la Campania. Le vittime sono state 26, ieri 6, e portano il totale di 5.592. Il numero degli attuali positivi è di 22.162, con una riduzione di 68 casi. I guariti sono 936, negli ospedali ricoverati sono 1.092, 27 in meno rispetto a ieri. Quelli nelle terapie intensive sono 133, 2 in più in 24 ore. E mentre esplode la polemica sulle 50.000 dosi di AstraZeneca in scadenza e che la Sicilia ha deciso di inviare in Puglia col PD, che in assemblea siciliana ha chiesto chiarimenti al governatore Nello Musumeci, prosegue spedita l'operazione Isole Covid Free. L'equipe diretta da Antonio Pallino, viceprimario del reparto di chirurgia dell'ospedale di Lipari, per quasi tutta la giornata di ieri ha vaccinato circa 200 persone tra isolani, lavoratori stagionali e domiciliati. Anche le nostre isole Covid Free si preparano ad accogliere i tanti turisti, un progetto che abbiamo fortemente voluto per mettere al sicuro quelle popolazioni per la specificità dei loro territori e per ridare prezioso ossigeno alla nostra economia. Così pochi giorni addietro il presidente della regione siciliana Nello Musumeci, dopo aver ricevuto il report delle ASP competenti per la campagna di vaccinazione. Un momento storico caratterizzato da una doppia crisi, quella economica già in realtà esistente, ed una sanitaria che ha spintonata ancor più in fondo di quell'oscura voragine. La già esistente crisi di negoziai e commercianti, oggi costretti a pane ed acqua, e non è un eufemismo. Nello spazio di 1 chilometro fra le strade delle città, dei comuni della Sicilia, almeno 3 bar su 10 hanno chiuso e non riapriranno. Il 40% delle attività di somministrazione, bar, pub, ristoranti, non potrà ripartire, mentre nel primo trimestre del 2021, secondo i dati Unioncamere, hanno già chiuso più di 5.000 imprese. Il presidente regionale di FIPE Confcommercio, Gianluca Manenti, da 6 giorni è in sciopero della fame. Siamo stati auditi dalla terza commissione attività produttive all'ARS perché per manifestare le richieste che abbiamo sin dall'inizio, anche dalla protesta e prima della protesta, sollecitato alla Commissione, all'assessorato alle attività produttive, all'assessorato all'economia, al Presidente della Regione. Non riusciamo ad essere ottimisti e moltissime aziende, oltre 40.000, rischiano la chiusura ed una perdita di almeno 30 miliardi di fatturato e di circa 30.000 unità lavorative. E se non si interviene in modo immediato sarà una catastrofe. Abbiamo chiesto ristori sia per le utenze, per gli affitti, risorse in più che devono essere stanziate direttamente ai proprietari degli immobili che dimostrano il loro credito. Con lui digiuna anche Dario Pistorio, presidente regionale di FIPE Confcommercio, che per il settore della somministrazione ha già fatto i conti. Si tratta di almeno 12.000 imprese che nella stragrande maggioranza dei casi non hanno la possibilità di mettere tavolini all'esterno dello stellato alla bineria di quartiere. Il medico mi dice che dovrei avere dei battiti cardiaci leggermente più alti per compensare quello che mi sta succedendo nel corpo.
I dati sono ancora parziali, ma il report elaborato da Unioncamere Sicilia sul primo trimestre del 2021 è da shock. Le cessazioni alla voce, commercio al dettaglio sono 1042, le nuove iscrizioni solo 609. Confesercenti lancia un SOS anche da Ragusa, stimiamo che non ripartirà il 30% dei ristoranti e il 20% dei negozi del terziario, dice il presidente provinciale Luigi Marchi. È un alleggerimento dei divieti non indispensabili, lo chiede pure Alessandro Albanese, presidente della Camera di Commercio di Palermo ed Enna. Si riparte per necessità, ma chi riuscirà davvero, dice il presidente di Unioncamere Giuseppe Pacio, anche lui sciopero della fame, parla di economia in ginocchio. Se c'è un settore che freme è quello degli eventi, dalle discoteche al catering, c'è un pezzo di Sicilia che resta ancora fermo. Confcommercio per il solo settore dei matrimoni stima perdite per 300 milioni di euro. Soffrono le discoteche, le sale da ballo, almeno 350 locali chiusi e una perdita che sfiora i 5 milioni. Non siamo neppure menzionati nei calendari delle riaperture, dice Antonio Messina del SILB Confcommercio, mentre si potrebbero studiare sistemi di tamponi rapidi agli ingressi. L'unica possibilità per far ripartire l'economia è nella ripresa del turismo e così gli hotel ci provano, nonostante il tonfo stimato da Assoturismo, 8 milioni di presenze in meno nel 2020 che sono costate 4,4 miliardi, stando a Federalberghi quasi tutti proveranno a ripartire. Ci dobbiamo provare, puntando su vaccini e pass, dice il presidente Nico Turrisi, che ha già riaperto il suo Baia Verde a Cefalù con 10 camere occupate su 150. Che altro posso fare? Dice, ed è quello che purtroppo diciamo anche noi. La Corte d'Appello di Palermo, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha condannato a 10 anni di reclusione Gioacchino Di Liberto, 86 anni, di Alessandria della Rocca per l'omicidio del vicino di casa Liborio Piazza, 72 anni. L'imputato in primo grado era stato condannato dal Tribunale di Sciacca a 14 anni di reclusione. L'omicidio è avvenuto in contrada Chinesi il 12 settembre 2018. La vittima fu attinta da 2 colpi di fucile. I carabinieri nel giro di poche ore riuscirono a stringere il cerchio attorno a Di Liberto. Durante l'approfondimento dell'indiziato saltò fuori un fucile compatibile con la dinamica dell'agguato. La canna presentava ancora evidenti tracce di polvere da sparo. Dopo lungo interrogatorio, l'uomo messo alle corde ha confessato con un senso di liberazione, ammettendo di aver sparato poiché esausto dalle continue tensioni per motivi di vicinato con la vittima. I margini di applicazione del reato di abuso d'ufficio sono stati ridotti e con la formula perché il fatto non è previsto dalla legge come reato, accogliendo quanto proposto dalla Procura. I giudici della seconda sezione penale del Tribunale di Agrigento, presieduta da Vilma Mazzara, hanno prosciolto il sindaco di Ravanusa, Carmelo D'Angelo, difeso dall'avvocato Giuseppe Scozzari, imputato di avere nel 2016 prima negato l'utilizzo della biblioteca comunale per la presentazione di un album del cantante Povia e poi di averla invece concessa per un convegno sulle ragioni del referendum costituzionale. A Favara si sblocca l'emergenza rifiuti, 3 mensilità agli operatori ecologici. Vediamo. Abbiamo cercato di risolvere un primo problema sul versante rifiuti, perché oggi sono stata accolta in piazza con un tripudio di colori da parte dei netturbini, che giustamente è legittimo il loro diritto allo stipendio. Abbiamo avuto un incontro con le ditte, abbiamo siglato un accordo sulla quale vengono garantite 3 mensilità agli stessi, quindi riconoscendo il diritto sacrosanto allo stipendio, ma soprattutto garantendo alla città anche un servizio che purtroppo è un servizio deficitario, è sotto gli occhi di tutti, ma non è nel tavolo in cui parlare di questo aspetto. Noi abbiamo voluto nella massima trasparenza coinvolgere sia le ditte sia 4 rappresentanti che lavorano presso le diverse aziende, in modo tale da renderle consapevoli di quanti sacrifici noi stiamo facendo. Io ho detto che ad oggi veramente non ho altri strumenti se non quella di cedere la fascia e portarla in prefettura e aspettare che un commissario magari molto più bravo di me, dopo mesi e mesi, possa pagare e garantire l'efficienza di un servizio
che veramente in questo momento non è eccellente. Il nostro obiettivo sicuramente è garantire un servizio che sia garantito alla città, ma di contro una città che sia responsabile e che paghi un servizio. Nel corso di questi mesi è arrivata la Tari presso le nostre abitazioni e quindi ognuno ha il dovere di pagare un tributo per avere garantito un servizio. È inammissibile che ancora oggi noi troviamo discariche a cielo aperto in ogni dove, perché se amiamo il nostro territorio dovremmo veramente imparare a rispettarlo. Io domani sarò a Palermo, sarà una giornata molto lunga e intensa e chiederò dei chiarimenti anche per cercare di superare questo step che veramente ci vede un po' isolati dalla regione e quindi un po' messi da parte. Io assolutamente le sto provando tutte, nonostante appunto sia quasi alla fine del mio mandato, perché l'impegno con la mia città e i miei cittadini è sempre al massimo fino all'ultimo giorno. Il vecchio belvedere sopra la Scala dei Turchi è stato inibito alla fruizione pubblica dalla provincia perché non è sicuro. L'associazione ambientalista Mariamico di Agrigento, coordinata da Claudio Lombardo, lo scorso 27 aprile ne aveva documentato la pericolosità. Va rilevato anche che il sindaco di Realmonte si era premurato di additare Mariamico come organo di diffusione di false notizie. Oggi è arrivato il tempo di guardare il territorio dallo stesso punto di vista, mettendo sullo sfondo la sua tutela e la sua fruizione in sicurezza. Adesso c'è la pubblicità, a tra poco, vi aspetto. Le vie dei tesori, 400 luoghi e 150 tour in tutta l'isola. La Sicilia a settembre e ottobre si trasforma in un unico museo diffuso per 8 weekend. Il nostro direttore Arturo Cantella. Le Vie dei Tesori, uno dei più grandi festival italiani dedicati alla scoperta del patrimonio delle città, una grande occasione di riappropriazione dei luoghi da parte dei cittadini e una straordinaria opportunità per i turisti. Oltre 450 tesori visitabili con un sistema digitale smart, palazzi nobiliari, terrazze segrete, monasteri, chiese e cripte, giardini, musei scientifici, luoghi in gran parte di solito chiusi o non raccontati. Nel 2021 si svolgerà in 16 tra capoluoghi e città d'arte della Sicilia. Le Vie dei Tesori annuncia le date della prossima edizione. La Sicilia a settembre e ottobre si trasformerà in un unico museo diffuso con 8 weekend, 400 luoghi e 150 tour in tutta l'isola. A settembre e ottobre 8 weekend. Entrano nel circuito Termini Imerese, Enna, altre 6 città probabili new entry. Nell'occasione pacchetti turistici nelle città del festival, la presentazione è avvenuta alla BIT. Nel circuito anche la città di Agrigento con un itinerario inedito del centro storico e Sciacca con i suoi artigiani. È un puzzle che si sta componendo e i suoi ultimi pezzi, quello della prossima edizione della Via dei Tesori, di sicuro non c'è parte della Sicilia da cui non arrivi interesse a far parte del circuito, segno di una grande voglia di ripartire, nel segno di una bellezza partecipata delle comunità. Una Sicilia insomma che si scopre a poco, trasformandosi in un unico museo diffuso. Negli 8 weekend di settembre e ottobre tornerà la sua 15ª edizione, il festival che ogni anno apre, racconta e mette in rete bellezza, cultura e storie della Sicilia, insieme da visitare con un unico coupon digitale con visite guidate. Ci sono luoghi di solito inaccessibili, grandi attori, siti poco conosciuti o famosi, tutti in un unico circuito con una forte vocazione da storytelling e tanti tour arricchiti dal contributo di accademici, studiosi e esperti del patrimonio. Il festival ha annunciato le sue prossime date nel corso di un incontro avvenuto alla Borsa Internazionale del Turismo che quest'anno si è svolto in versione digitale. Si sono collegati tra gli altri l'assessore alla regione siciliana Mallo Messina al turismo, Roberto Lagalla all'istruzione, Alberto Samonà ai beni culturali, la Fondazione Le Vie dei Tesori con il suo presidente Laura Anello, oltre che ad altri amministratori locali. È un progetto che si anima della narrazione collettiva, della voglia di riappropriazione dei cittadini, della partecipazione di centinaia di giovani che ogni anno si uniscono alla squadra di organizzatori, narratori e esperti del territorio. Alberto Samonà
L'assessore ai beni culturali della Sicilia afferma come ci prepariamo a un'edizione speciale della Via dei Tesori, un'edizione di rinascita che ripercorrerà la Sicilia per 2 mesi. Tesori architettonici e naturalistici saranno aperti al pubblico in un'unica rete di pubblico e privato. Cultura vuol dire per Samonà sviluppo ed economia per ripensare i nostri centri urbani, i nostri parchi, nell'ottica della crescita e della progettualità futura. Ovunque palazzi storici, giardini, terrazze, monasteri, miniere, aree archeologiche, chiese, musei gioiello, insomma un immenso circuito di bellezza e natura che sarà visitabile con i coupon digitali acquistabili sul portale della Via dei Tesori, costruito con la collaborazione di decine di enti e istituzioni. Dal 20 maggio si potranno prenotare e acquistare in collaborazione con il tour operator Insider Sicily weekend, esperienze e pacchetti turistici ritagliati su un viaggiatore curioso che ama il bello, l'inedito, il particolare e che avrà a disposizione un sito e un magazine colmi di storie, aneddoti e guide. E grazie al progetto Sea Sicily della regione siciliana si potrà beneficiare anche di offerte speciali. Ad Agrigento è morto prematuramente il noto e apprezzato musicista e docente di musica Giuseppe Porretta. Il servizio è di Lello Casesa. Continuerai ugualmente a suonare il tuo violino anche in cielo e anche lassù farai sorridere gli angeli, profondamente addolorati per la perdita di Giuseppe Porretta, maestro di scuola elementare inizialmente nella più grande delle isole Pelagie, Lampedusa, e poi da qualche anno a Sambuca di Sicilia. Grandissimo artista, amante della musica, ragazzo colto e disponibile, lascia un vuoto incolmabile tra la sua famiglia, i suoi alunni ed i tantissimi amici. Il suo violino ha incantato centinaia di matrimoni e eventi di ogni genere, passando dal folk al classico al jazz, ad ogni genere musicale in cui sapeva sempre esserci. Disponibile, determinato ed innovatore, hai saputo legare la tua arte alla musica, partecipando a manifestazioni di altissimo livello e continuando ad insegnare ai tuoi allievi con i quali avevi un rapporto di sorriso, di confidenza e soprattutto di simpatia. Bellissima famiglia hai trasmesso insieme alla moglie l'educazione ai tuoi figli e l'amore per la vita, l'amore per la musica, frequentando tra le tantissime attività anche numerosi gruppi folk agrigentini. Continua da lassù, Giuseppe, a coltivare la tua musica, insegnando agli angeli e ai tanti musicisti scomparsi l'amore per l'arte con il tuo meraviglioso strumento. Ciao, caro Giuseppe. La ZTL crea discordia non solo ad Agrigento, a Messina. Gli operatori commerciali chiedono la riapertura dell'isola pedonale. Vediamo. Abbiamo chiesto più volte dei correttivi, soprattutto in questo periodo e in ottica del PGTU. Quando il PGTU verrà approvato con tutte le sacralità di quest'Aula, quindi che verrà approvato dal Consiglio Comunale, che è espressione della città di Messina, noi saremo i primi a essere contenti di questa nuova isola pedonale, che dovrà funzionare però, non come quelle che ci hanno proposto da 6 anni a questa parte. Nel frattempo ci sono delle famiglie che hanno difficoltà economiche, abbiamo chiesto al vice sindaco che venisse aperta temporalmente fin quando poi ci sarà il PGTU, che non sappiamo quando verrà alla luce. Abbiamo chiesto semplicemente in questo periodo di aprire la strada di giorno, visto che non serve a nessuno, e chiuderla la sera e nel weekend. Dal 2015 che la strada è chiusa, perché non posso dire isola, la strada è chiusa e i negozi sono chiusi, e quando in un centro storico arrivano le navi, arrivano i pullman, arriva un po' di movimento e non trovano l'isola pedonale che si aspettano, perché scendendo sanno che c'è il Duomo, quindi dovrebbe essere circondato da bellezze naturali che possono essere gli addobbi floreali e tutto quel che segue, ma anche non ci sono attività, i negozi sono chiusi, le vetrine sono tutte sporche, la gente non passa dalla strada, continua nonostante ci sia la strada chiusa dai marciapiedi, perché come abbiamo detto passano anche altre macchine, ma non è solamente questo, è non volere rendersi conto che se le cose si devono fare e poi devono essere portate a termine, o perlomeno devono essere concepite con quelle idee che loro hanno progressiste, ma non devono lasciare le persone nelle condizioni in cui non possono svolgere la propria attività.
Bancario di professione, Mario Schembri, agrigentino trapiantato a Bergamo, aveva da tempo un desiderio nel cassetto: scrivere un romanzo giallo. Il fatto che non ne avesse mai scritto uno prima non ha mai fermato né la sua fantasia né la sua determinazione. È così che è nato 10 giorni. Eugenio Cairone. Si intitola 10 giorni, il romanzo di Marco Schembri, nelle librerie da domani, ambientato ad Agrigento, che racconta episodi di cronaca nera, fatti che scuotono la città dove Marco è nato, Agrigento appunto, una città notoriamente tranquilla, per cui si fa fatica a credere che l'autore racconti di efferati omicidi in un luogo sicuro. Nella realtà però sappiamo quanto sia cambiata la città dei templi, con una criminalità a volte scatenata e il fiorente mercato della droga. Il romanzo di Marco Schembri racconta di giovani donne violentate e il ricorso ad una giustizia fai da te, in assenza della vera giustizia, quella che dovrebbe proteggere le vittime, ma che invece manifesta lentezza e incapacità. Coinvolto anche un prete che riesce a farla franca proprio a causa della giustizia lumaca e forse anche per qualche raccomandazione potente. Il racconto di Schembri suscita curiosità. C'è da scoprire intanto perché le vittime sono tutti uomini, uccisi con lo stesso rituale, in piena estate, quando Agrigento è soffocata dal caldo. Se tutto è frutto della fantasia, possiamo dire che per Marco Schembri la fantasia è una grande risorsa, e lo sapremo perché il giovane agrigentino non si fermerà sicuramente al primo romanzo. Sabato 29 maggio l'autore di 10 giorni, assieme a Silvio Schembri, inviato delle Iene, sarà presente presso la libreria Il Mercante di Libri in via Atenea. L'idea del romanzo 10 giorni nasce già parecchi mesi fa, credo più di un anno fa. Credo sia l'unico thriller ambientato completamente ad Agrigento nei giorni nostri. Narra di un'indagine che deve svolgere l'ispettore Beppe Nicosia, aiutato dal suo fido collaboratore Teo Basile. Una serie di efferati omicidi che fortunatamente ad Agrigento non si sono mai visti e spero non si vedano mai, né ad Agrigento né in altri posti. Spero vi piaccia. Sabato prossimo, 15 maggio, ad Agrigento si svolgerà dalle ore 9 alle 13 l'operazione di volontariato ambientalista Puliamo Punta Bianca. L'iniziativa sarà presentata domani, giovedì 13 maggio, al Palazzo Filippini alle ore 10:30 dal sindaco di Agrigento Franco Miccichè, dall'assessore alla nettezza urbana Aurelio Trupia, l'amministrazione di Palma di Montechiaro, Claudio Lombardo di Mare Amico e Fabio Galluzzo di Mare Vivo, ed anche rappresentanti di altre associazioni di volontariato che hanno aderito alla manifestazione. Con questo è tutto, termina qui l'edizione del telegiornale. Grazie per la gentile attenzione e per essere stati con noi. A presto.